mia relazione ha soprattutto cercato di illustrare quali sono al momento attuale importanti informazioni che derivano dall'applicazione tecnica di biologia molecolare per la definizione delle caratteristiche prognostiche e predittive dei diversi tumori umani. In particolare mi sono un po' soffermato sulle vere possibilità di una medicina personalizzata del cancro, basata sulla caratterizzazione delle alterazioni molecolari dei diversi tumori, su come queste alterazioni molecolari interagiscono l'una con l'altra, su come sia importante definire quali tra queste alterazioni molecolari siano quelle che davvero guidano il processo di tumorigenesi e di progressione della neoplasia. E infine quali tra queste possono essere in qualche modo attaccabili adesso o nel prossimo futuro con dei farmaci, in modo che sia possibile definire teoricamente per ogni diverso tumore di ogni individuo quale sia il migliore approccio terapeutico basato sulla quantità e sulla qualità delle alterazioni geniche del tumore.